cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Se i mari fosse de tocciole la e i monti de poenta la oi mamma che tociade poenta e bacaia. Quella che avete appena ascoltato è il ritornello di una delle canzoni popolari venete più conosciute. L'abbiamo sentita canticchiare dai nostri nonni e per chi ha superato gli anta è spesso una filastrocca imparata alle elementari. Toccio, poenta e bacalà, 3 parole che bastano a evocare un mondo. Il toccio è quell'intingolo semplice fatto di burro o di olio che accompagna la cottura dei cibi e ne raccoglie i sapori. È povero negli ingredienti, ma ricco nel gusto. Funziona con tutto, ma diventa memorabile con le carni o con il pesce che cuociono a lungo, piano. Quando pensiamo al Veneto del passato, però, l'immaginario corre spesso altrove. Alla Serenissima, ai dogi, ai banchetti sontuosi, alle sete e ai velluti, alle spezie che arrivano dall'Oriente, alle tavole dipinte da Tintoretto e Tiepolo, cariche di selvaggina e frutta esotica. Ma fuori da Venezia, nelle campagne, il Veneto era un altro, molto più semplice, molto più ripetitivo. Lì si mangiava, soprattutto, polenta. La polenta, per secoli, fino agli anni del boom economico, è stata la base dell'alimentazione di gran parte delle famiglie contadine. Polenta e latte, polenta e verze, polenta e fichi, polenta e formaio, e nelle case più povere solo polenta, magari strofinata con la ringa affumicata che spesso veniva appesa a una trave al centro della stanza, fuori dalla portata dei gatti, e serviva più a dare sapore che a sfamare davvero. La polenta è fatta di mais, arrivato in Italia alla fine del 400 dalle Americhe, un cereale che si coltiva facilmente e che poco alla volta soppianta quelli tradizionali, a cominciare dal miglio. La sua farina, mescolata semplicemente con acqua, ha una qualità fondamentale, sazia, ma non nutre perché povera di nutrienti. Ed è anche per questo che, quasi naturalmente, alla polenta si accompagna spesso il vino. Un vino molto diverso da quello che conosciamo oggi. A spiegarcelo è Renato Malaman, giornalista e esperto di enogastronomia. Vino e polenta, si sa, sono proprio i 2 cardini dell'alimentazione delle popolazioni che vivevano nel Veneto post-unitario, quindi dopo l'annessione del 1866. La polenta, alimento base, che essendo anche una monoalimentazione causava anche delle malattie come la pellagra. Poi quando è stata introdotta la tassa sul macinato, addirittura non avendo più la possibilità di avere a basso prezzo il grano turco, ecco che le produzioni venete iniziano una grande emigrazione verso il continente sudamericano, il Brasile in particolare. Si calcola che dal 1875 al 1925 siano partiti per queste terre lontane oltre 700.000 veneti. Ma torniamo anche al vino, il vino che era un alimento oltre che una bevanda per i contadini dell'epoca. Nelle campagne serviva proprio anche per, visto che si mangiava la polenta, serviva un po' tra virgolette a diluire così questo pastone di grano turco con cui si alimentavano, ed era anche un corroborante, anche questa leggera euforia che causava aiutava di più a sopportare la grande fatica delle giornate nei campi che, si sa, cominciavano prima dell'alba e finivano dopo il tramonto. Il vino è sinonimo stesso di condivisione. Pensiamo a cos'erano le osterie un tempo, erano il principale luogo di ritrovo della gente. Il bicchiere di vino accompagnava anche
i momenti belli, i momenti del gioco a carte, i momenti delle discussioni, quindi ha avuto un ruolo anche sociale, di aggregazione sociale importante. Abbiamo raccontato cos'è il tocio, abbiamo parlato della polenta, ora manca il terzo elemento del ritornello, il baccalà. Oggi è uno dei piatti veneti più conosciuti al mondo, ma per molto tempo non è stato un cibo quotidiano. Per i contadini era una pietanza delle feste, per i siori, quelli che la fame non la conoscevano, era invece il piatto dei giorni di magro, il venerdì quando si mangiava pesce o durante la Quaresima. Il baccalà, da scrivere rigorosamente con una sola C, si prepara con il merluzzo essiccato. Un alimento povero all'origine, ma capace di viaggiare lontano e di diventare identitario. La sua è una storia lunga e affascinante, che intreccia rotte commerciali, abitudini alimentari e cultura popolare. Una storia che passa soprattutto per due città venete, Venezia e Vicenza. A raccontarcela è ancora Renato Malamanna. Come arriva il baccalà a Venezia? È una storia che ha radici lontane e parte dal viaggio di Pietro Querini, un nobile che si occupava anche di commerci, che partito da Candia con una nave di mercanzia, per cui anche vino, spezie, diretta nelle Fiandre, naufraga. Questo naufragio è anche tragico perché restano soltanto in 16 di una nave che aveva un equipaggio molto più numeroso e si ritrovano a Røst. Røst è l'ultima delle isole Lofoten, l'arcipelago norvegese. Siamo sul circolo polare artico e questi veneziani naufraghi vengono accolti ed è la prima volta in cui vedono il stoccafisso, il stockfish, il merluzzo messo ad essiccare. Per accorciare la storia, ecco, alla fine questo stoccafisso viene portato come souvenir da Røst fino a Venezia. Siamo nel 1432, il viaggio di ritorno, il tempo di ricostruire un'imbarcazione. Questo viaggio straordinario porta il baccalà a Venezia e diventa appunto una delle pietanze simbolo più significative, quasi iconica della gastronomia veneta. E non a caso anche oggi esiste una dogale confraternita a Venezia che riprende i valori che questo grande viaggio di Pietro Querini ci ha lasciato. Dal 1987 la ricetta ufficiale è custodita dalla Confraternita del Baccalà di Sandrigo, in provincia di Vicenza. È qui che ogni anno si tiene la più importante festa dedicata al baccalà alla Vicentina. Anche il baccalà, in un certo senso nello stesso Veneto, che è la regione che ne consuma di più, genera anche qualche motivo di campanilismo. Anche a Vicenza c'è una confraternita molto importante, quella del baccalà alla Vicentina, si scrive anzi con una C sola, che non solo ogni anno organizza una grande festa e organizza le giornate norvegesi che richiamano nel piccolo centro di Sandrigo ospiti istituzionali norvegesi e delle Lofoten in particolare ogni anno, ma che ha anche portato non solo alla valorizzazione del piatto tipico, infatti la ricetta è rigorosamente definita nei minimi particolari, nelle quantità di ingredienti, ma ci sono stati appunto dei vicentini che appartengono alla confraternita come Antonio Camello, ristoratore, che ha percorso il viaggio a ritroso, cioè dal Veneto fino a Røst, una volta a bordo di una barca a vela e un'altra volta a bordo di una 500 gialla, che al ritorno è riempito tra l'altro di stoccafisso. Ma ecco, questo legame è diventato così importante che la confraternita ogni anno all'apertura della festa di settembre presenta sempre nuovi ambasciatori e sono anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, ed è attraverso l'investitura, che è molto colorita perché come avveniva anticamente, un colpo di stoccafisso sulla spalla, il mantello, e comincia la missione del nuovo ambasciatore di valorizzare e di divulgare il messaggio di questo piatto profondamente legato alla tradizione veneta. Il legame tra Venezia e Vicenza non passa solo attraverso la cucina, passa anche attraverso la storia, l'economia, l'arte.
Non tutti sanno che nel Cinquecento Vicenza era una città prospera, attraversata da una borghesia colta e intraprendente. Un gruppo ristretto di famiglie nobili e di ricchissimi mercanti produceva e commerciava in tutta Europa una seta finissima, pregiata, ambita. Una seta che arrivava anche a Venezia, acquistata e indossata dalla nobiltà lagunare. È in questo stesso periodo che Venezia strappa a Vicenza, e in parte anche a Padova, uno dei suoi talenti più straordinari, Andrea Palladio. Nato a Padova nel 1508, Palladio si forma come scalpellino prima di avvicinarsi allo studio dell'architettura classica. A Vicenza trova il contesto ideale per esprimere il suo talento. Qui progetta palazzi, ville e spazi civili che rivoluzionano il modo di abitare e di rappresentare il potere. Il suo linguaggio, ispirato all'antichità ma modernissimo nella visione, si diffonderà ben oltre i confini veneti, influenzando l'architettura europea e americana per secoli. Le sue ville, disseminate nella campagna vicentina, sono ancora oggi il segno visibile di quell'equilibrio raro tra funzione, bellezza e paesaggio. Di Vicenza e di Palladio scrive spesso anche Goffredo Parise, uno degli ospiti più assidui della cucina di Rachele, uno dei suoi amici più cari. Parise è un uomo introverso, dalla personalità complessa. Scrittore e giornalista, inviato anche in zone di guerra, attraversa il Novecento con uno sguardo insieme lucido e fragile. È l'autore di molte opere di successo, tra cui il celebre Sillabario, scritto proprio durante i suoi soggiorni a Cortina d'Ampezzo. Ed è proprio seduto a tavola nella cucina di Rachele che molte di queste riflessioni iniziano a prendere forma. Come racconta la stessa Rachele nel libro di Franco Volkan, fu Giovanni Comisso a presentargli Parise nei primi anni 60. Era poi diventato un ospite affezionato di casa Padovan. Prima dell'anno 1967 o 68 non avevamo ancora riscaldamento. Goffredo Parise veniva qui e stava da noi anche per dei periodi piuttosto lunghi. Stava anche dei mesi. Ha scritto qui gran parte del Sillabario. Veniva sia d'inverno che nelle altre stagioni. Viveva, mangiava con noi, faceva proprio vita di famiglia. Poi se ne andava in camera e lavorava, scriveva a lungo. Al contrario di Comisso, lui nell'abbigliamento era piuttosto normale. Non adottava bizzarrie, nessuna fusciacca né altro, e aveva abitudini rigorose. Si alzava molto presto la mattina. Nessuno di noi gli preparava la colazione, quindi da solo si faceva il caffè, girellava per la cucina e poi se ne andava in camera a lavorare. Rachele ricorda anche alcuni suoi atteggiamenti curiosi, imprevedibili, particolari che sono rimasti impressi anche nella memoria di sua nipote Mina. Adorava sciare, adorava la montagna, adorava Cortina, e scriveva, lavorava moltissimo, era molto strano era. Per esempio mia zia aveva qui un canovaccio e lui lo prende in mano, lo guarda e fa: ma come fai ad avere un canovaccio di questo tessuto a mano di lino? Mia zia fa: infatti l'abbiamo fatto noi negli anni in cui si facevano queste cose, perché qui a Cortina avevano coltivato anche il lino. E tu lo usi come strofinaccio? Dice, oramai ha fatto la sua vita anche lui, era veramente sconvolto. E quindi poi era molto curioso, voleva sapere di tutti, ti metteva sotto il torchio, si faceva raccontare tutto, era curiosissimo proprio, però molto simpatico anche, socievole, amichevole soprattutto. Ma per capire davvero chi fosse Parise, vale la pena ascoltarlo mentre si racconta da solo. Lo fa partendo proprio da Vicenza, dalla città in cui è nato. Sono nato a Vicenza, una città dalla pietra grigiastra, dalle colonne spropositate, che in molti punti sembra finta, fatta di magnifiche quinte teatrali, che si riassumono infatti meravigliosamente nel Teatro Olimpico di Andrea Palladio, che però è di legno ed è un teatro. Anche Vicenza lo è. Un teatro senza nome, in tutte le sue vie, grandi, piccole, grigie, umide e leggermente muschiose. In questo teatro ho ambientato 6 romanzi senza mai far riconoscere la città. Vicenza è fatta di scorci, di angoli,
di improvvise colonne bianco-grigie, lievemente funerarie e grosse come alberi tropicali. Non è gentile, graziosa, fantastica come Venezia, ma sempre fitta e a volte solenne, appunto come le foreste tropicali. Il resto, la parte per così dire umile, è invece campagnola. Cina, India, Africa. I suoi frequenti viaggi in terre lontane influenzano profondamente la sua prosa. Non è un caso che la critica letteraria abbia spesso sottolineato come Parise percepisca la realtà attraverso il più primordiale dei sensi, l'olfatto. Mi ricordo che eravamo qui in cucina, tutti quanti, insomma, si era in parecchi, e lui ha cominciato a annusare. E dico, ma che cosa fai? Cosa annusi? Ma ogni persona ha il suo odore. E dice, io sono qui che cerco gli odori. Struggenti anche queste righe che Parise dedica a Cortina. Arrivare a Cortina di notte, d'inverno, se si ha moltissima fortuna in una notte di neve, è uno dei massimi momenti di felicità cortinese. Vedere e non vedere tra i fari, lampioni che piovono neve, pochissima gente, fine gennaio. Alle 8 del mattino ha già smesso di nevicare e tutto il grande catino di Cortina d'Ampezzo è colmo fino all'orlo di sole. Le grandi vette, le grandi discese e le grandi piste della Tofana sono intatte. Guardarle a lungo dalla finestra spalancata, aspettando colazione. Accanto a Parise, nella cucina di Rachele, c'era spesso anche un altro vicentino con cui amava discutere a lungo. Si chiamava Neri Pozza. Nato a Vicenza nel 1912, Neri Pozza è stato scrittore, editore, intellettuale curioso e irregolare. Autore di romanzi e racconti raffinati, è stato soprattutto un grande costruttore di relazioni culturali, capaci di tenere insieme letteratura, arte e pensiero critico. Con Rachele condivideva il gusto per la conversazione lunga, per le idee che nascono a tavola, senza fretta. Discussioni libere, a volte accese, sempre profonde. Di Neri Pozza, Mina conserva un ricordo diverso, più tardo nel tempo. Non è più quello della bambina che osserva, ma quello dell'adulta che ripensa a un momento preciso, rimasto intatto nella memoria. Allora, Neri Pozza, anche lui ha frequentato questa casa e verso gli anni 80 è venuto qui, è stato un mese ospite nostro e io ero molto intimidita perché era un uomo conosciutissimo oramai, grande editore, scrittore, e ero un po' intimidita da lui, ma quando l'ho visto un giorno qui in cucina con la mia bambina piccola di 2 o 3 anni che giocava come un qualsiasi nonno, mi sono così intenerita e mi è passato anche questa forma di timidezza che mi dava questo grande personaggio. È forse questo che resta più di tutto alla fine. Non i grandi nomi, non i libri, non le etichette. Resta una cucina, resta un tavolo attorno al quale si sono seduti scrittori, editori, amici. Resta il tempo condiviso senza ruoli, senza gerarchie. Rachele non cercava salotti letterari, offriva ospitalità, ascolto, quotidianità. Ed è dentro questa semplicità che uomini complessi come Parise e Neri Pozza hanno trovato uno spazio raro, quello in cui poter essere per qualche giorno soltanto persone. Forse è anche per questo che queste storie continuano a parlarci, perché nascono in un luogo dove la cultura non era esibita, ma vissuta. È come certe ricette antiche o certe parole dette a bassa voce. Continuano a restare. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle.
Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Mina Buscicchio Balsamo, Renato Malamanna, Marica Rampazzo e al Comune di Cortina d'Ampezzo.